piacimento essere con voi questa mattina, e quindi saluto tutti gli illustri relatori che mi hanno preceduto. Il taglio a questa relazione al quale ho pensato da quando i colleghi e le colleghe del gruppo di lavoro dell'Ordine degli Psicologi mi avevano proposto questo spazio, è stato quello di immaginare come al termine di una giornata, e quindi di una mattina anche ricca di esperienze concrete, quindi alla presenza di coloro che quotidianamente svolgono l'attività all'interno dei nostri contesti di vita, ho pensato a 3 focus, pertanto anch'io cercherò insomma di essere abbastanza puntuale per lasciare spazio poi alla seconda parte e eventualmente a possibili domande. Un primo punto è quello che io vi rappresento con un'opera d'arte di uno degli artisti che amo, che come vedete rappresenta dei cerini infuocati. Peraltro credo che a Padova in questo periodo ci sia anche una sua mostra, per illustrare quali sono i rischi intrinseci della professione di chi appunto quotidianamente è chiamato a difendere e a proteggere il territorio e le persone. Il secondo focus è quello di una stretta correlazione che la letteratura internazionale oggi sembra mettere in luce tra situazioni di stress lavoro correlato e quindi di assenza di benessere organizzativo e eventuali comportamenti legati all'uso della forza. Ho scelto questo tema, peraltro particolarmente complesso e sul quale veramente c'è bisogno così di stare, di continuare a fare ricerca. È legato anche alla percezione mediatica. Noi anche come Ordine degli Psicologi abbiamo una convenzione con l'Ordine dei Giornalisti del Veneto, perché ogni volta che si assiste ad un atto diciamo che chiama in sé anche l'uso della forza, anche dal punto di vista mediatico si innescano dei processi di tipo psicologico e sociale che credo possano necessariamente e debbano necessariamente essere tenuti in considerazione per le conseguenze sugli operatori e naturalmente sul cittadino. Il terzo e ultimo step è quello di una riflessione che vorrei condividere con voi di tipo metodologico legato al tema, quindi al titolo della relazione, cioè modelli di formazione che possono oggi dare alcuni suggerimenti per poter impostare percorsi di ricerca e intervento all'interno appunto delle forze dell'ordine. Andiamo con il primo focus. Il primo focus partirei semplicemente ricordando l'importanza nell'ambito di tutta la letteratura internazionale e nazionale sullo stress lavoro correlato di uno tra i più noti modelli che va sotto il nome appunto di Job Demands Resources Model. È uno tra i molteplici modelli. I colleghi e le colleghe psicologhe del lavoro senz'altro conoscono la ricchezza di questa modellistica che nel corso degli anni si è susseguita e che ha dato vita anche a coerenti e corrispettivi strumenti di misura che possono essere utilizzati all'interno dei contesti di cui oggi ci occupiamo. Tuttavia la scelta di presentarvi le potenzialità e anche i risultati di questo tipo, di questo ultimo e più recente sviluppo del modello, è legato al fatto che gli studiosi immaginano che possano coesistere contemporaneamente due processi
che intervengono nella diciamo, realizzazione di situazioni percepite come stressanti da parte degli operatori. Questi due processi hanno direzioni opposte, cioè vale a dire che noi possiamo predire l'esaurimento emotivo, quello che va sotto il nome anche della conseguenza estrema di una situazione stressogena che appunto chiamiamo sindrome del burnout, e invece un processo non necessariamente del tutto opposto, perché presenta anche caratteristiche diverse, ma che va sotto il nome di work engagement e che quindi si contraddistingue come un vero e proprio processo motivazionale. Quindi la forza, diciamo, di un modello come questo è che esistono nei contesti lavorativi quotidiani in cui tutti noi operiamo due diverse tipologie di forze sulle quali le organizzazioni e quindi chi ne ha la responsabilità può intervenire. Da un lato richieste che possono attivare un processo di esaurimento di energie, tant'è che si parla di processo energetico, e quindi diventare eccedenti rispetto alle risorse possedute dagli operatori, e un processo invece motivazionale che va quindi ad arricchire le risorse che possono contrastare l'effetto negativo delle domande e pertanto in qualche modo prevenire lo sviluppo di un disagio lavoro correlato. Quello che volevo mettervi in luce è che la bontà di un modello come quello che vi ho appena presentato è già stata di recente studiata e approfondita anche all'interno dei corpi di polizia, e pertanto si conferma essere una cornice epistemologica e anche metodologica utile per tutti coloro che poi avranno la responsabilità nella progettazione di interventi volti a tamponare, ma ancor meglio a prevenire lo sviluppo del rischio stress lavoro correlato. Una ulteriore riflessione, io vi porto così alcuni contributi recenti della letteratura perché penso che possano essere così appunto degli spunti che, da cui poi partire anche nella vostra operatività, nella vostra professione, è quella che è la riflessione che parte dal presupposto che anche nel nostro paese una eccessiva enfasi, anche derivata da un'applicazione della normativa, e mi riferisco al decreto legislativo 8108, che quindi rende obbligatoria tutta una serie di attività volte alla misurazione e alla valutazione del rischio stress lavoro correlato, rischia in alcuni casi di offuscare invece l'altra faccia della medaglia, cioè l'importanza di preoccuparsi dello stato di salute e di benessere, enfatizzando quindi degli operatori, enfatizzando quindi quella parte di quel modello che ha più a che fare con le risorse positive piuttosto che le domande. Quello che sto dicendo è non di non adempiere alla normativa, ma è quello di non necessariamente limitarsi all'adempimento della normativa, ma di mettere in luce quali sono anche, attraverso lo studio della letteratura, le risorse fondamentali per poter prevenire la formazione di uno stato di disagio. Semplicemente così per farvi capire la complessità delle fonti di rischio, in alcuni studi, questo in particolare mette in luce il rischio cardiovascolare, ma ce ne sono molti altri, vedete, che in qualche modo mettono in luce. Questo mi sembrava particolarmente interessante perché mettono in luce
i fenomeni psicologici e sociali ai quali è possibile andare incontro e che potrebbero essere dei veri e propri oggetti della formazione. E quindi in questo caso lo studio, anche questo molto recente, mette in luce come la percezione da parte dei lavoratori di un supporto organizzativo percepito può senz'altro avere un effetto diretto nella riduzione dell'esaurimento emotivo, che è una delle dimensioni del burnout, ma osserviamo anche un importante ruolo di mediazione di quella che va sotto il nome di deumanizzazione di tipo organizzativo, cioè vale a dire fare in modo che l'operatore e l'operatrice siano sempre nella condizione di percepirsi come persone responsabili, in grado quindi di esercitare il proprio ruolo tenendo conto eventualmente anche delle pressioni che possono derivare dal contesto esterno. O ancora l'importanza di una nuova riformulazione di quello che noi chiamiamo contratto psicologico, quindi una percezione di equità e di giustizia unitamente ad una cura proprio di quel legame che non è di tipo contrattuale economico, ma è un legame che si instaura tra la persona e l'organizzazione. Tutto questo senz'altro ci aiuta a prevenire situazioni di disagio. Con questa immagine abbastanza forte di questa opera apro il secondo focus. Esiste una recentissima e direi abbastanza già consistente, anche se i risultati non sono come dire definitivi, come per fortuna spesso accade nell'attività di ricerca, che mettono in luce quanto se noi riusciamo anche attraverso una intensa ma soprattutto una formazione, quindi un'attività formativa di qualità, riusciamo a prevenire i rischi. Vi dicevo, in uno degli studi che vi ho illustrato, in una review arrivano a individuare circa 19 fonti potenziali di rischio, ok? Ecco, diciamo sono le più tradizionali, vanno dai rischi fisici a quelli psicologici fino ad arrivare ai rischi che hanno effetti già sul comportamento. Però la cosa importante anche rispetto proprio all'attualità del momento storico, prima anche la dottoressa Cerato faceva riferimento, no, ad un momento in cui c'è molta confusione. Ecco, l'idea è che in qualche modo, soprattutto se si è forze dell'ordine, si è estremamente visibili per il cittadino e il senso stesso della professione è legata, no, a quella, diciamo, a quella azione verso l'altro, quindi questa compresenza unitamente, appunto dicevamo, anche a un peso che spesso acquista proprio visibilità di tipo mediatico, è importante in qualche modo capire come, se noi preveniamo le potenziali fonti di rischio e di stress, siamo anche in grado di tutelare i nostri operatori affinché possano, anche nelle situazioni più difficili, quindi anche nelle situazioni di emergenza o anche nelle situazioni in cui è necessario l'uso coerente della forza, tutto questo non possa, cioè non si traduca necessariamente in una situazione percepita come fortemente stressogena. Gli articoli sono moltissimi, vedete l'influenza dello stress lavoro correlato, la soddisfazione lavorativa, il burnout e i fattori situazionali. Una formazione che non sia in grado di tenere dentro
il peso anche dei fattori situazionali rischia di essere una formazione probabilmente forte sotto il profilo tecnico-professionale, ma non del tutto in grado di porre l'operatore in una ipotetica situazione in cui il peso, diciamo, di questi fattori è diverso rispetto ad ad una quotidianità. Ve li porto solo a titolo esemplificativo perché parte da lontano, alcuni articoli sono già degli anni 2000 e attraversano l'Europa, quindi attraversano anche i diversi sistemi di forze di polizia. E per questo vengo all'ultimo focus e l'oggetto della relazione. Ma allora, alla luce di questo quadro nel quale abbiamo detto che esistono dei rischi stress lavoro correlato, ma esistono anche delle risorse che sono fondamentali e che si vede che possono contrastare lo sviluppo di tale disagio. Quale formazione? Sono andata a curiosare un po' alcuni contributi specifici nell'ambito delle forze di polizia e che cosa osserviamo ancora una volta l'importanza dei fattori contestuali, quindi una formazione che sia in grado diciamo, di cogliere, cioè di consentire agli operatori di vivere potenzialmente esperienze che nella quotidianità potrebbero realizzarsi. Una formazione che privilegia in qualche modo la prospettiva cognitiva, tradizionalmente diciamo in linea anche con una cultura di un'organizzazione anche fortemente gerarchica, ma una formazione che non trascura, anzi che deve con modalità particolari essere in grado di cogliere il valore degli aspetti emotivi. In questo è una formazione che io identifico come tipicamente psicologica. Quali sono le implicazioni per il futuro? Allora, fondamentalmente vi porto un'annotazione di tipo metodologico, cioè si conferma l'importanza di ricorrere a progettazioni che siano vicine ai contesti reali, che utilizzino metodologie di ricerca e intervento, che quindi tutta quell'attenzione anche di tipo adempitivo, quindi legata alle valutazioni di clima, di benessere, di stress lavoro correlato, possono essere degli indicatori importanti per tradursi in una progettazione che risponda a quel bisogno, di quel contesto in quel momento, attraverso le tecniche più tradizionali, come ad esempio la tecnica dell'incidente critico, ma anche con un recupero del valore del contributo, insomma, dell'andragogia, quindi della formazione negli adulti, e che quindi accanto al più diffuso approccio comportamentale, che quindi passa attraverso l'osservazione del comportamento e auspica il cambiamento attraverso la messa in campo di singole azioni che poi diventano interiorizzate, dunque proprie della persona, con un ribaltamento che è che vi lascio proprio come ultimo spunto, di una visione che si sposti dalla mancanza e quindi, come dire, da un'enfasi sulle domande a quella visione che invece in letteratura va sotto il nome di appreciative inquiry, quindi di una visione di tipo apprezzativo e che quindi sia in grado di lavorare sulle risorse, cioè sia in grado di attivare piuttosto che il processo che dicevamo di tipo
energetico sia invece in grado di lavorare sostenendo il processo di tipo motivazionale e quindi recuperando tutte quelle potenzialità che sono presenti all'interno di ciascuno dei nostri operatori.